Tra le risorse che il servizio sociale ha a disposizione per sostenere i progetti di cura a domicilio abbiamo il servizio di assistenza domiciliare, ovvero è un insieme di servizi di carattere socioassistenziale svolti prevalentemente a domicilio delle persone nel loro contesto di vita. Devo dire che è stata una buona sorpresa, no, non solo bella, una buona sorpresa, perché in una situazione di malessere come ti trovi, trovare persone con una disponibilità e un'amorevolezza nel fare le cose, nell'accodirti nella fattispecie, è stata veramente una sorpresa che mi ha tenuto molto su. Non si parla solo di cura della persona, ma anche di governo della casa, di vita di relazione, di attività di monitoraggio, di attività di informazione che rappresentano un punto importante in un progetto di cura, informazioni chiare, precise anche ai familiari, sulle risorse da attivare e soprattutto sulle porte a cui bussare per attivare delle risorse. Non si sostituisce alle difficoltà delle persone, ma integra con professionisti competenti ciò che le persone non riescono più a fare nei funzionamenti della vita quotidiana. Ad esempio il bagno, l'aiuto per la spesa, per commissioni, qualche piccolo riordino a casa. Mia figlia ha fatto domanda e mi hanno concesso e vengono 2 volte alla settimana a farmi il bagno. Io mi trovo bene con tutte, più una meglio dell'altra. Chiacchieriamo, diciamo anche delle barzellette, perché se resto sola perde la voce. L'operatore funge anche un po' da sentinella rispetto a quello che sono anche dei peggioramenti di vita della persona, peggioramenti che vengono colti, rilevati e un po' portati nelle sedi appropriate. Devo dire che le ragazze erano preparate, molto pratiche nella gestione delle situazioni difficili e soprattutto avevano una grandissima dose di umanità nel relazionarsi con mio padre, con l'anziano, ma anche con mia madre che viveva insieme con lui. Diciamo che tutti i giorni quando entro in casa io so di fare la differenza, perché quando tu entri in casa da una persona che sai che è sola, che aspetta che tu arrivi per fare il bagno, in quel momento sei lì per lei e in quel momento fai la differenza per quella persona. Si spendono con una marcia in più, non strettamente richiesta dal punto di vista tecnico, che le rende veramente essenziali anche dal punto di vista emotivo nella situazione familiare, che in determinati momenti è una situazione pesante, emotivamente pesante. Dunque queste figure sorridenti, allegre, che arrivano, che trattano, sono fondamentali per gestire un'atmosfera di vecchiaia triste. Penso di conoscere tutte le operatrici ormai. Sono in confidenza con tutte quante, ma è stato veramente un aiuto non indifferente, cioè un sostegno che non mi sarei aspettata. La signora necessita di attenzioni a 360 gradi, sia a livello fisico, dove comunque è anche relativo l'aiuto che si può dare. Alla fine è una doccia, uno shampoo, esci da lì e hai finito. Io non è che esco dalla porta, mi fermo qui e parlo con la signora, mi relaziono con la signora sulle sue difficoltà del momento e condividiamo, lei condivide con me e io mi metto in posizione di ascolto e raccolgo il suo dolore. Ecco, in quel momento io condivido il suo dolore, entro proprio in una situazione di empatia e essendo in empatia in quel momento il carico non lo porta solamente lei, lo porto anche io. A me piace pensare l'intervento a domicilio sotto forma delle 3I, intero, la persona nella sua unicità,
interno, quindi con il suo mondo interiore, e intorno, che quindi comprende l'ambiente circostante con il vicinato, i familiari e quant'altro. Queste sono le 3 pulsioni a cui un operatore deve in qualche modo tendere. Sono tanti i momenti che ricordo con piacere, quando sono riuscita magari a farmi accettare dalle persone che magari non conoscevano questo tipo di servizio e quindi avevano un po' una titubanza nel fare entrare le persone dentro in casa, oppure quando ci sono quei momenti di condivisione del proprio vissuto, di quando io non ci sono e quindi hanno questa voglia di raccontarmi le loro cose, le loro emozioni. Ogni giorno c'è sempre un arricchimento e comunque ogni giorno c'è un'emozione che ti porti a casa. Tanti anni che faccio questo lavoro, perciò sono passate molte persone che mi hanno colpito o io ho colpito loro. Diciamo che tutti nel quotidiano mi colpiscono e mi muovono qualcosa, anche perché tu con loro instauri una relazione di fiducia e quando finalmente loro si aprono a te c'è un mondo dietro. E a volte anche un tocco, una carezza sul viso, un caffè condiviso in quel momento fa la differenza. Giudizio assolutamente positivo, perché sono, oltre che assolutamente preparate nel loro fare, hanno una dose di umanità e capacità di porsi in relazione, di creare un clima familiare che è veramente speciale. Io l'ho proprio riconosciuto e apprezzato tantissimo, dal ricordarsi dei nomi, dal riallacciarsi con le situazioni del giorno prima, graziosissime veramente. Il nostro compito è un po' accompagnare verso una soluzione, rimanendo a fianco laddove possibile e laddove le persone ce lo consentono, in modo tale da arrivare a una soluzione più serena rispetto a un problema. Loro sono estremamente rispettose, nel senso che si adattano, ad esempio, a seconda della figura che hanno davanti, per un lei o per un tu, per un cognome o per un nome. E mio padre le aveva accettate bene, c'erano anche delle battute, limitatamente alle condizioni, ma delle battute umoristiche tra di loro. Io consiglierei di provare questo servizio che va bene, perché è un aiuto, è anche una compagnia, conosci altre persone. Con loro veramente l'appuntamento quotidiano è ricaricante, tanto di cappello a questo servizio.